mi sono permesso di spingere questo ragazzo per fargli capire che stava esagerando e questo non ha fatto altro che girarsi e darmi un pugno in faccia. Paolo Coppo è il bagnino picchiato a Jesolo da un gruppo di minorenni trevigiani, una trentina quelli piombati in spiaggia, 15 al momento quelli identificati da polizia, carabinieri e vigili urbani. In partenza le prime denunce, mentre il questore di Venezia, Maurizio Mascio Pinto, annuncia sul litorale la stessa linea dura nei confronti delle baby gang messa in atto a Mestre. Tutto è nato da un rimprovero contro un ragazzo di origini magrebine, entrato in un'area vietata e delimitata da una catena. Ha reagito con il pugno, ne è nata una zuffa, sembrava finita lì, invece la banda di giovanissimi si è riorganizzata. Sono tornati a mezzogiorno e ci hanno minacciato e poi sono tornati alle 2:30 e hanno preso me come capo espiatorio, insomma, per fare quello che dovevano fare e mi hanno picchiato una decina di persone. Insomma. L'addetto al salvataggio mostra sotto il cappellino i segni del pestaggio. I lividi sono questi qua che si vedono sulla testa qua e ho qualche botta sulla testa, ma cose che passano, diciamo. Quello che non passa è moralmente sono molto giù perché vedi che ci sono dei ragazzi che non dovrebbero comportarsi così. Una banda di minorenni residenti tra Treviso e provincia, uno dei gruppi che gravita su via Roma secondo le forze dell'ordine. Un branco che non si è fatto scrupolo di compiere una selvaggia aggressione in una spiaggia gremita di persone. Dal mio punto di vista è stata una scena molto brutta perché intanto la gente si è spaventata in una maniera incredibile e poi sti ragazzi che sono quindicenni non capisco perché hanno questi atteggiamenti arroganti e proprio da bande organizzate, insomma, che vanno in giro solo ed esclusivamente per fare questo. Loro sanno perfettamente quali sono le nostre possibilità nei loro confronti. Infatti più di qualcuno mi ha aggredito dicendo se mi tocchi ti denuncio perché sono minorenne e quindi purtroppo tu ti trovi non puoi fare niente. Ora i bagnini hanno paura, qualcuno vuole andarsene. Coppo chiede a chi di dovere di intervenire per poter lavorare, dice in sicurezza. Venerdì il questore terrà in commissariato a Jesolo una riunione operativa per affrontare la questione, incontrare gli operatori del settore turistico e annunciare misure già definite molto severe.